anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Dopodiché, come diceva, l'uomo ragno, a un grande potere corrispondono grandi responsabilità. Che poi, raga, a proposito di questo argomento, a me sorge un dubbio veramente fondamentale. Ora che siamo nel gruppo europeo con Orban, ma avremo diritto anche noi a poter partecipare alle fantastiche, mirabolanti orge gay del gruppo di Fidesz al Parlamento europeo? No, perché se così io aderisco al 100% al gruppo Ricchioni per l'Europa. Ma vai a cagare, cugino. Ladies and gentlemen, I am officially running for President of the United States. Presidente del Luca, la stronza della Meloni. Sta zitta. Io per esempio mi classifico come il primo degli anormali. Anzi, mi potrei dare al kebab senza nessun problema. Ciao tesoro, siccome stanotte abbiamo fatto le pazzie e io sono stremato, capito? Siamo tutti eredi del Duce. È oggettivo. I nostri valori da mantenere. C'è la libertà, la figa e i piedini. Questa è un'idiozia. Dovete cancellare subito questo programma. Vergognatevi, maledetti! Ma adesso non da su Radio Libertà. I am your voice. So to every parent who dreams for their child, and every child who dreams for their future, I say these words to you tonight. I am with you, I will fight for you, and I will win for you. To all Americans tonight, in all of our cities and in all of our towns, I make this promise. We will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And we will make America great again. God bless you. Good night. Buonasera, bentornati su Radio Libertà con i Barbari Eleganti. Una serata speciale questa. Una sigla speciale Per una serata speciale perché oltreoceano è in corso l'insediamento di Donald Trump, no? Tra un'ora ci sarà il giuramento. Tanti ospiti, in realtà nessuno per l'Europa, tranne una certa Giorgia Meloni, e questo sicuramente è un aspetto positivo per il nostro paese perché ci dà un ruolo da ponte tra l'Europa e gli Stati Uniti. Però bene, che dire, oggi è anche la giornata... Ho sentito anche nel suo rappresentante russo all'insediamento. Ma perché inizia sto disco rotto? Beh, è anche una giornata importante perché, come diceva Vasco, ci sono tanti fegati spappolati certo. Che ancora oggi assisteranno a questo insediamento particolare, perché poi c'è Trump, leggevo oggi, che giurerà su 2 Bibbie. Ha chiesto la coppia, ha chiesto appunto di poter giurare su 2 Bibbie, una personale che gli è stata regalata dalla madre nel 1955 e la storica Bibbia di Lincoln, un volume rilegato in velluto usato per l'insediamento di Abraham Lincoln nel 1861. Che è quello che poi usano tutti i presidenti, che ha usato anche lui nel 2017. Obama, per citarne uno. 8 anni fa. Però che dire, è già un miracolo, perché poi cosa è successo? Inizio di un nuovo anno, c'è il cessate fuoco a Gaza, c'è la liberazione di diversi ostaggi, probabilmente anche qualche clown tornerà in un circo, però vabbè, diciamo che intendi dire se intendi Putin, sicuramente. Ma dicevo in generale o così, però diciamo
che questo insediamento, ancora prima di esserci stato, è già diventato iconico dei miracoli che fino a qualche mese fa con democratici sembravano impensabili. Cioè vedere dei Tipo- conservatori bigotti e omofobi cantare su un inno gay e ballare, beh, sicuramente è un miracolo. No, abbiamo già detto che YMCA non è un inno gay, cugino. Sì, dai. Tu continui a sostenere che sia un inno gay? Sì, dai, non è un inno gay, è Valentina Nappi e Nevi Vergine, su, dai. Vabbè, adesso è che dobbiamo citare nomi di professionisti dell'informazione. Signori, è successo davvero. I Village People sono tornati insieme e si sono esibiti per Donald Trump. Ieri sera, alla sua festa con tutto il suo pubblico, il presidente è eletto sul palco della Capital One Arena. Il crimine è in calo in tutto il mondo. Volete sapere perché? Perché gli altri paesi hanno svuotato le loro carceri qui da noi. Effettivamente, però non è questo il punto della situazione. Non è questo il punto della situazione, perché alla Capital One Arena, nella sera, nella festa che hanno fatto i repubblicani americani il giorno prima dell'insediamento del secondo mandato di Donald Trump, si sono riuniti e hanno cantato YMCA, i Village People. Ora, se fosse possibile, io vorrei far vedere pochi secondi di questo, se possiamo condividere lo schermo, di questo momento. Il giornale Open non ci butti giù la puntata. Di questo momento che io reputo il momento più importante della storia della musica contemporanea. Ovviamente dopo Modena Park. Prego. Va bene così, va bene così. Per chi lo può vedere in video, per chi vede la puntata dalla televisione o poi dalla diretta Facebook e YouTube, ci sono i Village People che con qualche anno di più, giusto una cinquantina d'anni di più, che ballano e cantano come se fossimo nel 1978 sulle splendide note di una grande canzone che è YMCA. Cugino. Quindi mi stai dicendo in ordine che riesci a far accettare a dei conservatori di cantare e di ballare su un inno gay, di accettare che entri come era entrato, mi sembra, Milwaukee, con una canzone hip hop, anzi gangsta rap per la precisione, come quella di 50 Cent, e poi di resuscitare i morti? Quali morti? I Village People, no, resuscitare i morti? Ma no, Gazza, tu sei mai stato un fan dei Village People? Ti saresti aspettato una cosa del genere? No, ma per carità, però è bello perché è successo. Non è che bisogna farsi tante domande, è bello perché è successo, godiamoci questo momento, ma soprattutto godiamoci i primi effetti di questo insediamento di Donald Trump. Ah, tu vuoi ritornare sulla parte seria sulla parte della seria, questione? Che a livello, sul piano geopolitico ha fatto già dei miracoli, no? E il rilascio degli ostaggi. Il rilascio degli ostaggi dopo dopo mesi di prigionia. Un anno e un paio di mesi. Sì. Guarda come minimizza delle cose drammatiche. È bello perché dice a mesi e mesi, un anno e un paio di mesi, cioè dice mesi e un anno. Il solito democratico. Se fosse stato un democratico di sinistra eri qua a elogiarlo a dire di tutto di più, però è successo con Trump, quindi questo va dato merito. Sì, che ricordiamo 3 settimane fa aveva fatto un discorso dicendo: sento il mio insediamento, non liberate gli ostaggi, sono, in poche parole, cazzi vostri. E pochi giorni prima, casualmente, è successo. E poi è bello che all'insediamento, cioè bello nel senso, comunque da sottolineare che all'insediamento di Donald Trump sono stati esclusi tutti i leader politici europei, tranne Giorgia Meloni per l'Italia, e rappresentanza ad esempio della Spagna c'è Abascal, e rappresentanza della Francia c'è Zemmour,
Sì, cioè non sono stati Germania, invitati i capi di Stato, i capi di governo, come ma si è sono solito stati, fare, sono stati ma i invitati rappresentanti di leader quella parte. sovranisti Sì, europei e questo è da sottolineare perché è un segnale importante anche per il nostro paese, sicuramente, oltre che per sì, l'Europa. diciamo anche un bello smacco, possiamo È un dire, al bello garbo, smacco, al è un galateo bello istituzionale a cui siamo abituati. Beh, sì, diciamo il buon Zemmour che fa sembrare anche la Le Pen, oltre che una grande statista, una visionaria liberale dell'Ottocento, cioè Zemmour, Sì, quel pazzo ma psicopatico al di che là, vorrebbe al di metà là delle opinioni dell'Italia. personali, al di là di quello che si possa pensare di questi personaggi, il segnale è che con questa elezione, questo insediamento di Trump, sicuramente i sovranisti nei vari paesi sono più avvantaggiati rispetto a tutti gli altri e il fatto che poi, torno a quanto, come abbiamo iniziato, il fatto che poi ci sia Giorgia Meloni, unica leader europea invitata all'insediamento di Trump, è sicuramente un segnale importante per l'Italia perché torna al centro di una politica internazionale Beh, da che bell'annetto coinvolge pieno tutti. comunque che la Meloni è il centro del. Comunque il Sì, anche perché G8 ha fatto un'ottima figura, il governo è stabile, quindi Ma anche perché se vediamo come direi sono rispetto- messi a livello politico gli altri paesi europei, con un Assolutamente. Regno Unito sempre più confuso, che La adesso hanno Francia un divisa governo a metà. laburista, la Francia che non ha un governo da 2 anni, la Germania che con il loro governo a semaforo l'avevano chiamato socialisti, verdi, liberali, che ha fatto 2 anni di disastri, adesso è caduto preventivamente e si tornerà a votare, la Spagna che vabbè sì c'ha un governo stabile, però non ha neanche la maggioranza in Parlamento, è tenuto in piedi dagli indipendentisti, quindi diciamo che stranamente l'Italia in un contesto geopolitico del genere risulta il paese più stabile E più affidabile. e più affidabile, certo, Sicuramente. certo, cosa che ci lascia abbastanza sorpresi, abbastanza perplessi anche per come sta andando questo mondo, però sorpresi il fatto che Giorgetti sia diciamolo, È cioè vero, è vero. pompiamo un pochettino, cioè Giorgetti che è stato, come dire, elogiato, nominato dal Financial esatto. Times il miglior ministro dell'economia al mondo, cioè il ministro dell'economia italiano, cioè la vera domanda come è direbbe qualcuno, Gaz, com'è questo mondo? È un mondo al contrario, Ecco. però. Cioè, non per Giorgetti, perché sicuramente Giorgetti merita, però la se la vediamo vera un po' domanda generale, in tutto questo è: siamo noi che stiamo andando così bene o il resto del mondo che sta facendo particolarmente schifo? Perché io propendo da italiano medio sempre pessimista, propendo verso la seconda, però riconosco che insomma rispetto a Giuseppi qualche merito dobbiamo anche prendercelo, dai, ma sì, dai, prendiamoci qualche non è che va sempre merito. tutto male. Poi il tycoon, perché qua Open fa il riassunto un po' di cosa è successo, tema immigrazione, la guerra in Medio Oriente, i Village People e poi Elon Musk. Poi il tycoon ha chiamato sul palco il First Buddy Elon Musk, vedi, gli ha dato anche un nomignolo carino, First Buddy, che è salito sul palco seguito da suo figlio X. È vero che ha chiamato suo figlio come il social. La vittoria è solo l'inizio, renderemo l'America più forte per i prossimi secoli. E poi subito dopo aveva anche messo un tweet o un post su X, come lo vogliamo chiamare, in cui diceva "And after making America great again, also make Europe great again". Cioè si parla proprio di un'invasione da parte americana dell'Europa. E qui, cugino, cosa diciamo? Ma magari! Ma quello magari, ovviamente, cioè che gli Stati Uniti vengano a portare un po' di liberalismo in questo continente ucciso e strangolato dal socialismo, ma magari una bella invasione. Poi è riuscito a far cambiare idea, cioè perfino i nazisti li ha fatti cambiare idea e definire Hitler un socialista comunista. È vero, quelli di Alternative for Deutschland. Gaz, tu non saresti contento se gli Stati Uniti di Trump invadessero questo paese, questo continente? No, assolutamente no, anche perché non si parla di invasione ma di influenza. Ecco. Influenza Stagionale, benissimo. E a proposito di liberalismo, direi di andare con la prima canzone, gli Iron Maiden con Running Free.
Rieccoci. Stavamo guardando la diretta dell'insediamento. Devo dire che ci sono delle belle facce da funerale, proprio tutte in fila. Perché ci sono tutti gli ex presidenti qui nel, penso sia il Campidoglio, l'interno del Campidoglio, e se possiamo mandare un attimo la diretta, e stiamo guardando che non l'abbiamo detto prima, che a sto giro si svolgerà all'interno, perché a Washington DC ci sono tipo meno 20 gradi e quindi farlo all'esterno come al solito sarebbe un po' impossibile. Vedo che stanno arrivando tutti i vari ospiti. Cugino, tu che sei filoamericano fino al midollo, se riconosci qualche faccia interessante. Ma saranno sicuramente dei senatori, comunque, o dei membri dell'establishment repubblicana, probabilmente. Prima abbiamo visto anche gli ex presidenti, ecco la famiglia Trump che sta entrando, e abbiamo visto anche gli ex presidenti, ci sono Obama, Clinton, i pochi rimasti, Obama, Clinton, Bush Junior, visto che come si chiama? Visto che Carter è morto pochi giorni fa, e non vedo Biden, devo dire, però non lo so, perché Trump non era andato per il presidente uscente da cerimonia. No, non è vero. Trump, Obama c'era al primo insediamento di Trump. Certo, Obama è andato. È Trump che non poi l'ha fatto in tutta la storia, è Trump a non essere andato. È vero. Oh, il buon Bill, chissà chi ci sarà sotto questa inquadratura. Giusto per bene, ci dissociamo. Bene, possiamo tornare. E immagino Biden come intanto lo teniamo qua in un angolo, come il presidente di Scary Movie, no? Che si perde per la Casa Bianca. Ma è letteralmente lui, Leslie Nielsen. Esatto, è letteralmente lui. Bene ragazzi, non lo so, io andrei con un po' di trash, dai. Questa mi piace. Pensa di avere una relazione con Brad Pitt e gli dona 830.000 euro per delle cure mediche. La mega truffa in Francia. La truffa risale al febbraio 2023, la notizia è uscita il 15 gennaio 2025, quando una donna francese sposata con un ricco imprenditore si è iscritta a Instagram per condividere le foto di una vacanza nelle Alpi francesi. Una donna francese che credeva di avere una relazione sentimentale con Brad Pitt è stata truffata pagando 830.000 euro per aiutarlo con delle cure mediche. Una designer di interni di nome Anne, 53 anni, presa di mira sui social network, e insomma a quanto pare è stata addescata da qualcuno che le ha mandato delle foto fatte con l'intelligenza artificiale. Foto bellissime, signori, ce le abbiamo qui, cioè di questo fotomontaggio di persone in ospedale che però ci hanno appiccicato sopra il faccione di Brad Pitt, ma veramente, allora, io qua vorrei aprire un discorso serio, anzi vorrei ritornare a un discorso serio che abbiamo fatto tante volte. Metodo Vanna Marchi? Ma assolutamente, voi l'avete messa in croce, quella povera donna. No, io no, lui. Ma perché? Ma ha assolutamente ragione. Ma una che pensa veramente di essere sposata con Brad Pitt, perché gli manda ste due foto qui fatte con l'intelligenza artificiale, che lo capirebbe pure un bambino di 3 mesi, che sono finte, e ci va a dare quasi 1 milione di euro. Cioè, a quel punto te la sei anche cercata, ma assolutamente. Ma neanche mi viene da dire mi dispiace, cioè te la sei cercata proprio in pieno. No, ma anche perché non è che gli ha donato 1.000 euro, gli ha donato 830.000 euro. Ma ragazzi, ma io... Anzi, vorrei stringere la mano a chi ha ideato questa truffa. Ma è un assolutamente. genio. Allora, in questi casi, questa si può chiamare veramente truffa? Cioè, è colpa tua o è lui cattivo che ti truffa? È anche un po' la legge della savana, no? Dai, naturale. un po' di selezione naturale. Cioè, se sei così pirla a regalare 830.000 euro a qualcuno che dice di essere Brad Pitt, che tu non hai neanche incontrato dal vivo di persona. Tu pensa al marito che probabilmente questa pensava di cornificarlo con Brad Pitt, e gli va a dare 1 milione di euro dei soldi suoi, oltretutto. Cioè, sei doppiamente cornuto, il poveraccio, cioè, perché ci ha rimesso pure un bel po' di sgay qui,
Assolutamente, assolutamente. Solo quando quest'estate la star di Hollywood è stata ritratta dai media con la sua compagna, si è resa conto di essere caduta in un'elaborata truffa. Mi chiedo perché abbiano scelto me, ha detto. Non ho mai fatto del male a nessuno, queste persone meritano l'inferno. Ma sì, a livello morale probabilmente sì. Io No, personalmente... nemmeno. No, cioè, nemmeno. tu ti meriti di andare all'inferno. No, perché dai, sei talmente povera, scema adesso. da Adesso buscare- poi non accaniamoci così tanto. Cioè, poi veramente la gente poi ha il coraggio di definire le OnlyFans delle truffatrici. No, tra l'altro, cugino, al momento della messa in onda il canale ha dichiarato che Anne ha avuto successivamente alla truffa problemi di salute mentale, anche una grave depressione. Cugino, che cattiveria però, accanirsi così su una donna depressa, ma non ti senti un po' in colpa? No. Mamma mia. Ma assolutamente. Gazza, porta tu un po' di umanità, un po' di... No, che dire, mi spiace. Per il marito? Per il marito, ma anche per lei, perché comunque ci sarà cascato in buona fede, però è, come dicevamo prima, da un lato mi dispiace, dall'altro dico selezione naturale, perché Metodo Vanna Marchi. il metodo Vanna Marchi, perché se sono deficienti molto spesso vanno anche ingannati. Poi magari imparano la lezione così. Quindi Sì, dopo aver perso un milione di dopo aver euro. perso un milione di euro, però sì, che dobbiamo fare. Cioè, ricorda tantissimo la storia di un giocatore della nazionale italiana di pallavolo che aveva donato tipo anche lui su 1 milione di euro a questa fake modella, dove hanno preso le foto della modella Alessandra Ambrosio e lei si era spacciata per sta modella, e questo io aveva pensava di avere questa relazione a distanza. Sì. E gli ha tipo spillato 1 milione di euro, ma lì sono anche, se non ci arrivi da solo, amico mio, a una certa età, uno ne aveva 40 anni, questa ne aveva 60, cavoli tuoi, cioè sei tu che te la sei cercata, ha fatto bene, metodo Vanna Marchi, assolutamente. Ma più che altro, ma veramente, io capisco che una persona possa essere ingenua, buona di cuore, ma prima di dare dei soldi a qualcuno, anche se fossero solo 1.000 euro, ma cazzo, ma controlla, ma parlaci, cioè cerca di verificare veramente a chi stai mandando del denaro. Cioè io non riesco a credere che ci siano veramente persone così ingenue, però mi rendo conto che la realtà sia molto più variegata di come ce ne abbiamo presente noi, o no? Assolutamente sì, assolutamente sì. Bene, bene signori, però abbiamo una rivelazione, la scienza ci ha dato una rivelazione. Io l'ho sempre pensato, tant'è che sono team Negroni. Bravo, rigorosamente sbagliato, anch'io. Sbagliato, perché a Milano si beve quello. No, quindi. però a me piace anche questo. Chi beve gin tonic è uno psicopatico, lo dice la scienza. Cugino, tu bevi gin tonic? Sì. Ecco, io sono team come lui, Negroni sbagliato, ma molto spesso bevo il gin tonic. Io l'ho già detto, però tu non bevi nient'altro oltre il Negroni sbagliato. No, allora alterno Negroni sbagliato col bombardino. Col bombardino. Però il bombardino ovviamente ad alta quota, perché a Milano il bombardino fa un po' ridere. Smettila. Però comunque, al di là di tutto, io l'ho sempre pensato, ma anche perché te ne accorgi. Dici, quando vedi una ragazza che beve il gin tonic, esatto, dici questa è una psicopatica. Sono finito male, perché sicuramente è una psicopatica. 90% è una psicopatica. Oddio, allora, questo non lo so, non mi sento di condividere, anzi mi sento abbastanza di dissociarmi dalle parole del dottor Gazzola. Poi vabbè, sto zitto. Vai avanti. Attenzione, se bevi gin tonic potresti essere uno psicopatico. Uno studio ha rivelato che chi ama il gin tonic potrebbe essere uno psicopatico. La ricerca ha coinvolto un campione di 1.000 persone. I partecipanti hanno compilato un questionario sui cibi preferiti e un test delle personalità. Così è venuto fuori che i sadici prediligono i sapori amari. Per smascherare gli psicopatici bisogna fare attenzione anche ad altri cibi e bevande, però. Quindi, da oggi in poi, fareste bene a porre attenzione non tanto a cosa viene detto, quanto al drink scelto dal vostro potenziale partner. La ragione, secondo uno studio appunto, chi beve
liquori amari, in particolare il gin tonic, potrebbe essere uno psicopatico. Studio dei ricercatori dell'Università di Innsbruck. Innsbruck, cugino, quel famoso posto in Austria che tu dicevi vacci in macchina. Ma sì, perché tu sei un signorino della Cattolica e non vuoi farti figurati vedere. se ci vado in macchina fino ad Innsbruck e tu mi hai detto. Ma sì, ma città bellissima come un po' tutta l'Austria. Comunque, se fossi come dire, nei taxpayers austriaci, mi farei qualche domanda su come vengono spesi i loro soldi, ecco, I perché soldi per dell'università l'università pubblica. che spreca dei soldi pubblici per fare un esperimento del genere, cioè No, una mi ricerca sentirei scientifica. truffato come la signora di prima, ecco. Ecco. Poi non ho capito, c'è il sapore amaro. Va bene che il gin sicuramente se lo bevi liscio non è la... Sì. Però ci metti dentro anche l'acqua tonica, quindi amaro de che? Cioè, non ha proprio senso. Cioè, No, però, vabbè, un conto è mi dici beve il caffè amaro rispetto a quello che metterci lo zucchero. Quello è veramente da cioè... psicopatici. Possiamo smontare questa cosa e definire una volta per tutte che chi beve il caffè amaro è uno psicopatico? Possiamo dirlo? Quanti zucchero metti nel caffè? Una bustina. Una Una bustina, bustina, però dipende. Io metto la zolletta che equivale a due cucchiai di zucchero. 2 cucchiai. Sì. Canno normale. No, normale. Canna solamente... Allora, poi arriva, amate il gin Canna tonic... solamente quella vera. Vabbè, vai. Mamma mia. Amate il gin tonic e pensate che lo studio non sia poi così accurato? Come te, ad esempio? Finire nella categoria degli psicopatici per pura casualità è piuttosto difficile. Una delle domande del secondo questionario, ad esempio, chiedeva ai volontari se godessero nel tormentare le persone. Insomma, a quanto pare i bevitori di gin tonic rientrano per diritto nell'etichetta potenziale psicopatico, ma non sono certo i soli. Infatti, nella categoria dei sadici rientra anche chi apprezza il cioccolato fondente, il caffè amaro, appunto, e l'acqua tonica. A me il cioccolato fondente piace, però sopra il 70 magari no, guarda, perché io poi diventa ho iniziato a troppo. mangiare il cioccolato fondente Sì. perché avevo il problema che con mio fratello e mia madre mangiassimo lo stesso cioccolato, cioè quello al latte. Ah, quindi dice per non Quindi per non farlo non mangiare da loro, ho iniziato a mangiare il cioccolato fondente, proprio quello 99% di... Così me lo posso mangiare solamente io, cioè quello lì è proprio per puro egoismo, ma non per un... Cioè, anzi, il mio preferito è quello al latte di cioccolato, però anche lì, cioè quello bianco. Guarda. Anzi, però mia madre piace pure quello, per cui sono andato su quello amaro al 99% di... Perfetto. Cugino, da figlio unico viziato non posso che essere d'accordo con la tua visione. Bene, signori, andiamo con la seconda canzone, dedicata a una persona a noi molto cara, i Megadeth, In My Darkest Hour.
Rieccoci. Il buon Gaz ci ha abbandonato, nel senso che gli è arrivata una telefonata ed è dovuto scappare, ma adesso ritorna. Probabilmente era Dalila, Probabilmente era Dalila, esatto. Ma cugino, ma cosa stavi dicendo la differenza tra metallari? Comunque questa è un in Megadeth con In My Darkest Hour. Appunto, una delle Big Four del thrash metal. Non Big Four, le società che schiavizzano. No, appunto tra i fan del punk che dicono gne, anarchia, bruciamo tutto, distruggiamo tutto, invece tra i metallari il governo ti sta mentendo, riff di chitarra complicato, non fidarti del governo, ha solo di chitarra complicato. Bellissimo. L'ottimo Pierluigi Pellegrin, un grandissimo conduttore di questa emittente radiofonica, non sarà molto d'accordo con te, poi chiederemo la sua opinione, ma vabbè, io sì, perché a me insomma il punk piace, però il metal molto di più, devo dire, molto di più. Gazza, tu invece sei team Salda Vinci, Sì, team Marrakesh, Club Dogo, esatto. quella musica d'altronde che si addice alla tua generazione, siamo noi che siamo due vecchi decrepiti. Vabbè, ok, sì, comunque sì. Ma vogliamo fare una parte un po' seria parlando di un argomento che ci ha fatto particolarmente incazzare nelle ultime settimane? Abbastanza tanto, anche se non si dice abbastanza tanto, però noi diciamo tanto abbastanza. Rami, che non è rame, è rami, quel, come avrete sentito, quel ragazzo che in un inseguimento non si è fermato, innanzitutto non si è fermato al posto di blocco, lui era passeggero su un motorino, non si è fermato a un posto di blocco, hanno sfondato questo posto di blocco e poi, ahimè, l'inseguimento che c'è stato si è concluso nel peggiore dei modi con la sua morte. E questo, diciamo che già nelle ore successive, ovviamente, come era facile aspettarselo, sono subito piovute accuse su accuse nei confronti dei carabinieri. Accuse che legittimavano sostanzialmente a sfondare un posto di blocco, perché stando a quanto dicevano gli amici della sinistra, insomma, se c'è un posto di blocco e uno osa sfondarlo, va bene, e poi correre all'impazzata in piena notte per tutta Milano, il poliziotto che non ti devono inseguire, un posto di blocco non ti devono inseguire, ma devono chiederti gentilmente di farti magari una foto alla targa, perché così magari potranno risalire eventualmente alla targa e quindi alla macchina e quindi a te e a tutti i tuoi complici. Questo dicevano in tanti, così come dicevano che i carabinieri non dovevano speronare la moto perché guai, si sarebbe fatto male. Sì, che comunque non l'hanno speronata. E nel giro di neanche un minuto hanno chiamato subito i soccorsi appena questi qua sono cascati dalla moto. Quindi... Oltretutto vorrei ricordare, dettaglio fondamentale che gli amici della sinistra che fanno tante manifestazioni si dimenticano di menzionare: il ragazzo che guidava, non Rami, non aveva nemmeno la patente, quindi aggravante. Per non parlare poi della refurtiva che se non ho la patente, io non ho la patente, non mi metto alla guida di un motorino. E se i carabinieri mi fermano, io mi fermo, oppure comunque se devo scappare, sicuramente, posto che io non scappo, ma se dovessi scappare sicuramente non mi metterei a correre all'impazzata per Milano in piena notte, rischiando di fare del male a qualcuno. Al di là di questo breve riassunto che poi abbiamo sentito e risentito in queste settimane, la cosa che mi ha fatto più schifo è il fatto di vedere in diverse trasmissioni televisive esponenti della sinistra che legittimavano questi ragazzi, perché è pericoloso il messaggio che poi usciva da queste trasmissioni, perché alla fine sostanzialmente si diceva: vabbè, tu hai bevuto, oppure sei un delinquente, oppure non hai neanche niente da nascondere, però ti obbligano a fermarti, quelli della polizia, dei carabinieri o delle forze dell'ordine in generale, un posto di blocco, tu non ti fermi, vai avanti, tranquillo che tanto non ti succede niente. Vorrei ricordare Vecchioni in televisione su Rai 3 con le lacrime agli occhi dicendo non si rincorrono dei poveri ragazzi, non si rincorrono dei poveri ragazzi. Il problema è che con queste dichiarazioni tu hai già aggravato una situazione che è una bomba orologeria in diverse periferie, perché io immagino e spero di no che non ci sarà solo un Rami, ci saranno tanti Rami
se seguiranno queste indicazioni della sinistra, perché tanto c'è il poliziotto brutto cattivo che ti chiede semplicemente patente e libretto. Certo. E questo è pericoloso, un messaggio pericoloso, così come è stato un messaggio pericoloso ai tempi quando Carola Rackete ha speronato la motovedetta della Guardia di Finanza per far sbarcare i migranti illegalmente sul territorio nazionale. Ecco, quindi il dibattito, anche le proteste violente, le manifestazioni che ci sono state in queste settimane in tutte le principali città italiane vertevano principalmente sul fatto che questi carabinieri li avessero inseguiti senza avere il diritto di farlo e li avessero speronati. Ora c'è stata un'indagine, stanno facendo delle indagini, ma al momento i PM, i pubblici ministeri, hanno, come si può dire, i pubblici ministeri hanno accertato, dalle prime indagini non risultano violazioni di regole o protocolli nell'inseguimento in cui è morto il ragazzo. Per i PM nessuna violazione nelle modalità di inseguimento. Sostanzialmente i carabinieri hanno fatto il loro lavoro. C'è scappato un morto che non doveva scappare? Ovviamente ci dispiace. Io vedo gli scanzi di turno, che salutiamo e speriamo che non ci querelino, che vanno in televisione dalla Berlinguer a dire mi fa schifo vedere questa destra con questo cinismo che è morto un ragazzo e loro dicono chi se ne frega. No, non è così. Però bisogna anche cercare di stabilire qual è la verità e da che parte sta la ragione. Un conto è dichiararci dispiaciuti perché è morto un ragazzo di 19 anni, è ovvio che ci dispiace, ma la colpa è prima di tutto di chi si è messo alla guida di uno scooter, di un motorino senza avere la patente, e la colpa, sempre di quella persona, sta nel fatto di non essersi fermata al posto di blocco. Se queste coincidenze astrali, se questi astri non si fossero allineati, questo ragazzo, indipendentemente da come si sarebbero comportati i carabinieri, sarebbe ancora vivo. Quindi, umanamente mi dispiace, però, possiamo dirlo, questo incidente se lo sono cercato. Esatto. Più che altro, a me fa incazzare vedere sempre una certa parte di opinione pubblica difendere l'indifendibile, come si cercava di difendere quelli che imbrattavano le statue perché avevano le loro buone ragioni, come si cercava di difendere quelli che occupavano le case perché avevano le loro buone ragioni. Adesso si prova a difendere anche questa situazione qui perché anche loro avevano le loro buone ragioni. Basta. Noi da cittadini per bene ci siamo rotti i coglioni di vedere una parte di opinione pubblica che difende sempre l'indifendibile. Questo è il caso più eclatante. Qua non c'è proprio un cazzo di cui difendere. No, c'è proprio un cazzo da difendere. Basta. Cugino? Guarda, più che altro è innanzitutto cioè, quello che ho trovato, come dire, di cattivo gusto è provare a fare la battaglia politica sulla pelle di un ragazzo che purtroppo ha perso la vita, quindi non avrei quantomeno aspettato, sarei arrivato a un accertamento da parte che c'è stato, appunto, e quello lì è fondamentale, cioè che come dimostra, cioè che non c'è stato nessuno speronamento da parte dei carabinieri, quindi pure quelli che dicono no, il poliziotto non va mai condannato, anzi questo gli serve proprio per dimostrare anche che le cose non le fanno, quindi è un atto dovuto che è assolutamente sacrosanto, e come dimostra in questo caso che dà ragione anche ai carabinieri che non hanno seguito il protocollo e non hanno speronato nessuno, ed è stato un incidente, una fatalità. Questi sono caduti, erano probabilmente sicuramente a velocità molto elevata e quindi è successa questa tragedia, e quindi eviterei di trasformare il cadavere ancora caldo di una persona in una battaglia politica. Sì, vorrei ricordare anche Beppe Sala, il sindaco di Milano, che pochi giorni dopo l'incidente, senza ancora aspettare le indagini, se n'era uscito con i carabinieri hanno sbagliato, così, de botto. Così, proprio i carabinieri hanno sbagliato. È un messaggio pericoloso, perché ovviamente nessuno qui vuole santificare nessuno, i nostri angeli in divisa e tutto il resto. Per carità, siamo tutti esseri umani.
anche i carabinieri, anche i poliziotti, tutti possono sbagliare, ma prima di dirlo, prima di sentenziarlo così, e lo dico a Beppe Sala perché Beppe Sala è il caso più eclatante e pericoloso, e il fatto che un esponente del suo calibro abbia detto una cosa del genere, prima bisogna aspettare che si accertino i fatti. Non si può sentenziare una cosa così a cuore aperto, i carabinieri hanno sbagliato, così. Come fa Vecchioni, ma come fa Beppe Sala. Cioè, se lo dice Vecchioni, chi se ne frega, è un vecchio cantante, bravo, ma può dire quello che vuole. Se lo dice il sindaco di Milano, a me girano anche un po' le È una balle. delle città poi più insicure. Assolutamente negli sì, ultimi anni. e lui nega questa E lui insicurezza, nega, ma vabbè. perché è colpa di Abbiamo- Salvini sicuramente. Abbiamo, ok, sì. Sì, ok, va bene. E nulla, signori. Allora, cambiamo argomento, direi che la parte seria l'abbiamo Anche fatta, troppa. ne abbiamo fatta anche troppa. E vediamo. Beh, io ho una notizia bellissima. Signori, andiamo in Germania. Neonazista tedesco cambia sesso per sfuggire alla prigione. Ora il tribunale non sa dove rinchiuderlo. Sven Liebig, neonazista tedesco di Halle, da novembre ha cambiato genere e ora si chiama Marla Svenja Liebig. Fin qui tutto nella norma, o quasi. Eppure, dal punto di vista giuridico, la storia è più complessa. Ad agosto, infatti, la 53enne della Sassonia Anhalt era stata condannata per incitamento all'odio e per diffamazione in diverse occasioni ed era stata condannata a 1 anno e mezzo di reclusione. Il suo avvocato aveva chiesto la revisione, come si usa a fare in questi casi, e la pena non è stata ancora applicata. Il problema che si pone, in caso di conferma da parte del tribunale, in ogni caso è il seguente: la pena rimane invariata nonostante il cambio di sesso? E soprattutto, dove trascorrerà la prigionia Marla Svenja? In un carcere maschile o femminile? Secondo il tribunale di Lipsia, la condanna a Liebig rimane invariata e non si estingue solo a causa del cambiamento di genere. Riguardo poi al luogo di detenzione, un portavoce del tribunale ha chiarito a Bild che non esiste un automatismo per cui un uomo, dopo il cambiamento di sesso e nome, venga trasferito in un penitenziario femminile. La questione poi si complica ulteriormente perché Liebig nel 2022 aveva insultato dall'altoparlante i partecipanti del corteo del Christopher Street Day, cioè del Gay Pride, chiamandoli parassiti della società e aggredendone alcuni, riferì all'epoca il portale queer.deutschland. Cugino, scatenati. Allora, questa è una notizia meravigliosa, perché ti ritrovi davanti a questo nazista schifoso che per sfuggire a una pena che poi avrebbero valutato comunque i giudici tedeschi se applicarla o meno e se era giusto applicarla o meno, deve accettare, deve passare per quella cosa che odia di più al mondo, cioè deve diventare una persona transgender. Tutto questo è meraviglioso, perché questa qui è la dimostrazione che questi qui sono solo dei rotti in culo, cugino, e che sono pronti a fare qualsiasi cosa perché non sono capaci di affrontare le conseguenze delle loro azioni. Sono degli odiatori schifosi, dei nazisti schifosi che dovrebbero vergognarsi di andare in giro per la loro ideologia del cavolo. E cosa fanno per scampare alla giusta galera che deve arrivare? Diventare quello che più odiano. Tutto questo è meraviglioso e ora vedremo come Gaz difenderà questa feccia indifendibile. Gaz, non fare come al tuo solito, commento lampo che poi dobbiamo salutare, che oggi chiudiamo 5 minuti prima perché poi la radio deve seguire l'insediamento di Trump. Fammi un attimo il titolo, giusto per conferma, però è un coniglio, cioè cosa devo dire? Dici, se sei veramente un estremista, esatto, porti avanti fino alla fine. Lo porti fino alla fine, avanti fino alla fine, non è che poi cambi sé, cioè è un pervertito questo. Ecco, è un pervertito, non è che un codardo rotto in culo nazista. Basta, tutto questo, bene signori, speriamo che questa puntata dei Barbari Eleganti vi sia piaciuta. Adesso vi lasciamo con lo speciale di Radio Libertà sull'inaugurazione, sull'insediamento del secondo mandato di Donald Trump. Vi diamo appuntamento a settimana prossima, quindi cugino, come sempre, a settimana prossima e come sempre, viva i piedi!
Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per